Abbiamo l'onore anche di avere il presidente del comitato provinciale di Treviso, Paolo Tortato. Un saluto al pubblico da casa. Ecco qua, grazie mille. Sì, buongiorno a tutti. È iniziato appena adesso il campo. Noi seguiremo il campo 2, l'individuale, tra Lorenzini, Giacomo e Dalterio Giuseppe. Appena iniziata, Giuseppe Dalterio gioca un accosto, la prima boccia a 20 cm. Ora adesso Lorenzini Giacomo tira il pallino, lo manca, di nuovo il pallino per Lorenzini Giacomo. Purtroppo un altro liscio. Siamo già con la terza boccia per Lorenzini Giacomo del Villafranca Vigasio. Ora decide per l'accosto dopo due bocce sbagliate. Gioca un buon accosto. L'arbitro va alla misurazione. Ancora prima la boccia. Di nuovo l'accosto con l'ultima boccia di Lorenzini. Questa volta prende. Punto preso. Vediamo la decisione di Dalterio. Dichiara la terza boccia del punto, diciamo quella corta, per caricare poi anche. La prende, pulita, bravo. Sono tre. Manda subito un 3-0 per la formazione della Monastir. Partiamo a malina, ma insomma dai, siamo appena all'inizio. Dobbiamo rompere il ghiaccio. Esattamente, sono ancora forse un po' addormentati. Beh, per te che sei abituato alla sveglia tardi la mattina. Esattamente, con calma. Ma poi quando si prendono però speriamo non sia troppo tardi, insomma. All'accosto ora Giuseppe Dalterio. Siamo a 50 cm, dritta del pallino, buon accosto. Ora Lorenzini Giacomo che lui va all'accosto. Bravo Giacomino, punto preso. Alla boccia del punto Dalterio Pasquale della Monastir. Lo prende, la porta via pulita. E ora di nuovo l'accosto Lorenzini Giacomo. Gioca, vediamo se passa. Perfetta, bravo, bravo Giacomo. Prende il punto Perfetta. Lorenzini.
Doppia con pallino, vediamo se il pallino appoggia sulla boccia. Forse la vede Appoggia, la dichiarazione dell'arbitro è che appoggia. al volo. Boccia del punto al volo. Andiamo ora Giuseppe D'Alterio. Siamo circa 1,5 metri dalla linea di partenza. Al volo, sembra corta infatti. Bassa, bassa. C'è un vantaggio da parte dei Lorenzini. Vediamo la decisione. E mette a posto. Sembra decisione Saggia, giusta. saggia. Bravo, saggia. Beh, sicuramente non bisogna quasi insegnargli nulla a loro, però... Male. Sì. Ultima boccia per D'Alterio, la gioca leggermente Lunga. Per fare i 3 punti ci sono ancora 20 cm di posto. Non c'è neanche pericolo di toccare la sua boccia, che il pallino parta, perché è dall'altra parte del secondo punto. Può avere comunque anche l'appoggio. Certo, sulla sua, esattamente. Può avere l'appoggio. L'unico pericolo è solo di... Sembra bella, però forse... Se passa, eccola lì, è bravissimo. passata. Presi 2 punti. Bravo Giacomo. Presi 2 punti. Intanto nell'altro campo 1, siamo ancora 0-0. Stiamo facendo ancora la prima tornata della Tarna. E ora Giacomo gioca la sua ultima boccia. Su questa scende leggermente. Sembra un più. po' andante anche. E passa di qua. Sono 2. 2 punti, manda va bene. 3-2, sempre per la formazione della Monastera di Treviso. La prima tornata, Nicola, un po' così. Esatto, ricordiamo agli amici bocciofili che si sono appena collegati che siamo in diretta streaming dalla bocciofila Vigasio Villafranca del Comitato Provinciale di Verona, primo trofeo Città di Vigasio. Questo è un'anteprima del campionato di Serie A1 e quindi un incontro amichevole tra la formazione Vigasio Villafranca denominata Museo Nicolis e la formazione Monastier Fashion Cattle di Treviso. Stanno giocando per l'individuale alla corsia numero 1 gli atleti Lorenzini Giacomo della bocciofila Vigasio Villafranca e D'Alterio Giuseppe della bocciofila Monastier. Mentre alla corsia numero 1 stiamo vedendo lo scontro tra la formazione condotta dall'atleta capitano Russo Marco con Leonini Simone e Zuccol Nicola della bocciofila Vigasio Villafranca verso l'atleta capitano Papacena Giuseppe con gli atleti Provenzano Alfredo e Coppola Luigi della bocciofila Monastier Fashion Cattle. L'aggiornamento del punteggio è per la Terna un 3-0 per la Fashion Cattle Monastier di Treviso, mentre per l'individuale 3-2 per la formazione Monastier di Treviso. Corta un po'. Nella seconda boccia ricordiamo D'Alterio, la prima la bocciata. Lo costringe Lorenzini a giocare la sua terza boccia. Gioca una boccia leggermente corta, mancano circa 30 cm per prendere il punto. Gioca di nuovo l'accosto. È passata. Passata, va bene. È passata. Punto preso.
C'è un vantaggio sulla borsa corta e Giuseppe decide di mettere a posto. Ora la bocciata la dovrà leggermente alzare questa boccia per evitare rettifica. Decide Tira il volo, di infatti tirare al c'era volo. questo Sì. rischio di caricare a proprio, perciò decide per il volo. La carica lo stesso. Carica la lo prende, stesso. bravo, ma la carica lo stesso. Rimane perciò il punto nostro. Gioca l'ultima boccia del Terrio. Sembra leggermente corta, forse arriva comunque, rimane comunque un punto. Lorenzini sta ancora Punto decidendo 60. Cosa fare. 60-70 centimetri. Ha chiesto quanto vuole toccata la sua e decide infatti di andare a punto. Di forza ci siamo, se passa. Forza ci siamo. Se passa. È passata, bravo. è passata. Bene, bravo. Manda bravo 3 a Giacomino. 3 il punteggio. 3 a 3 il punteggio. Ricordiamo a tutti che siamo in diretta dalla bocciofila Vigasio Villafranca e stiamo vedendo l'incontro amichevole denominato Primo Trofeo Città di Vigasio tra le formazioni Vigasio Villafranca con la formazione denominata Museo Nicolis e la formazione Monastier Fashion Cattle del Comitato Provinciale di Treviso. Anche se è iniziato da poco, abbiamo già visto qualche tiro spettacolo. Che bella giocata. Belle giocate, sì. Ancora all'inizio. Ora Giacomo, dopo una prima tornata un po' così si è ripreso bene, ha già recuperato il gap iniziale. Esattamente. 3 pari. Ora adesso dal Terrio è andato dato l'accosto. Va con la seconda boccia, la prende, carica anche il pallino. Bene, così allarga un po' il punto. Non si sente neanche un po' che noi siamo della formazione del Vigasio Villafranca, però insomma comunque siamo abbastanza obiettivi, dai. Sì, per noi. Buono anche questo accosto. Una Lorenzini. Tanto i giocatori non ci sentono, quindi possiamo dire che in quel punto lì non è sempre facile giocare a punto perché la boccia corra un po' di più, essendo che lì ci sono le strisciate dei bocciatori. Quindi una boccia ferma come questa, ad esempio, rischia quasi di andare via. La boccia di Giacomo va toccata, gioca ancora l'accosto. Buona anche questa, forse vediamo. Buona, bravo Lorenzini. Sembra anche nascosta adesso da quella corta di adesso di Giacomo, o la giocata è sul pallino o di andare all'accosto. Non penso ci siano altre giocate. Vediamo. Infatti decide di tirare al pallino. Chiarato il pallino. Tiro lento, preciso. Perfetto, perfetta. Perfetta punti, bocciata per punti. Giuseppe Dalterio. Prende 2 punti, sembrerebbe anche tutto solo. Sì. E ora Giacomo abbiamo una boccia a disposizione. Alcune informazioni per Giacomo.
Tiro buono. Tiro buono. 1 per la Monastero di Treviso. Tiro Quindi, buono, è sceso un po' dopo. esattamente, quindi manda 4 a 3 per la Fashion Cutter. Tanto sul campo 1 la Tarna siamo ancora alla seconda tornata. Perché sono usciti due ben pallini. Due pallini. Sono usciti due pallini, molto probabilmente dal tiro di sottomano di Leonini, che ha fatto schizzare i pallini fuori dal campo. Ora Daltario decide per pallino sotto l'asse di destra, circa a metà alla partenza, circa 20 cm, 25 dalla sponda laterale. Pallino per Giacomo, vai Giacomino. Tiro. Va bene, muove anche la boccia, ma era bersaglio. L'importante era che si muova anche il pallino. Rimane il punto per il Monastero. Siamo in fondo alle tavole. Siamo attorno al metro il punto. Andiamo all'accosto con la seconda boccia, con l'aiuto della sponda laterale, sembra giocata bene. Si è un po' fermata, l'arbitro va alla misurazione. Andiamo all'arbitro. Io per partito preso faccio nostro, però attendiamo ancora un attimo. Preso il punto, c'è ancora spazio però. L'accosto ora Daltario, anche lui con l'aiuto della pendenza della sponda laterale, sembra leggermente lunga, si ferma proprio a pochi centimetri dalla tavola di fondo, punto preso, c'è ancora un 60 centimetri di spazio. Ora Giacomo decide anche lui per l'accosto, perché gioca anche lui, sembra con l'aiuto della pendenza, sembra corta ancora. Ancora corta. Ora siamo con l'ultima boccia di Giacomo. L'accosto nuovamente. Questa ancora un po' più di forza, perciò attenzione, però siamo al limite, bravo Giacomino. L'unico peccato che è stata con l'ultima, però adesso è un tiro interessante. Daltario ha ancora 2 bocce a disposizione. Vediamo. Al tiro adesso Daltario, tira la sua corta, tira la sua, la prende, no, passa dietro.
passa dietro il tiro, però era perfetto. Mi dispiace era perfetto. Pasquale, ma sono contento. Anche Giuseppe. Sì, scusa Giuseppe, è rimasto nostro. Qua tra tutti i fratelli non si capisce più niente. È rimasto nostro. Al volo, l'ultima corda la prende, bravo, presa la bocciata, questo bravissimo. è un tiro da campione. Questo è un tiro da campione. Sì, eccezionale, Al volo vedete anche veramente uno spettacolo, anche l'abbraccio, si sono appena stretti di mano sì, tra di loro. perché... Ricordiamo che questo incontro è amichevole, quindi insomma lo si fa anche per sport, per l'amicizia, per la compagnia. Cinque a 3, abbiamo visto una bellissima giocata di Alterio. Sì. Tanto sul campo 1 stiamo perdendo 7-0, il primo set. Quindi 7-0 per la Fashion Cattle. Ricordiamo le formazioni della terna per la formazione del Museo Nicolis, Bocciofila, Vigasio, Villafranca, capitano Russo Marco con Leonini Simone e Zuccon Nicola, mentre per la Bocciofila Monastier Fashion Cattle Comitato Provinciale di Treviso il capitano Papacena Giuseppe con Provenzano Alfredo e Coppola Luigi. Tanto la partita che stiamo seguendo c'è stato un accosto perfetto di Alterio e alla bocciata Lorenzini colpisce, il punto rimane di Alterio e ora andrà all'accosto Lorenzini, attende però il tiro sul campo 1. Ora all'accosto Lorenzini. Va bene Giacomo. Forza perfetta, solo laterale, 40. Non è scesa, mi aspettavo anch'io che scendeva un po' di più, ma ora D'Altario va all'accosto, gioca una nuova boccia, prende il punto, comunque è una boccia da difendere questa. Sì. Infatti va la bocciata. Boccia Lorenzini. del punto per Lorenzini. E zippa la bocciata. Liscio. Attenzione. E ora decide Lorenzini di andare all'accosto con l'ultima boccia. Cercando di, insomma, sì, rimediare ai danni. La gioca bene, bravo. E rimedia bravo, perfettamente ai danni. Molto bene. Punto preso, adesso punto siamo preso. ancora nella situazione in cui D'Alterio ha la sua sottocarica. Perciò... però D'Alterio ha ancora 2 bocce, quindi sì, c'è un po' di paura, ma non così tante. Nel frattempo stiamo aspettando Leonini che fa un tiro al volo, bocciata regolare, ma perdiamo 2 punti alla corsia 1. Ricordiamo che il punteggio della terna siamo sul 7-0, mentre torniamo alla corsia 2 con Giuseppe D'Alterio che sta facendo un tiro alla bocciata del punto e la zippa anche lui, attenzione adesso all'ultima bocciata e qui inizia adesso vediamo a essere un po' critica perché alla corsia numero 1 nel frattempo vince la formazione Fashion Cattle Monastier di Treviso per un punteggio di 8-0. Al volo D'Alterio la prende, alto tiro. Al pelo la carambola, sì. Però finora 6-3 e D'Alterio ci ha fatto vedere delle buone cose.
6-3 alla Costo d'Altario. Ancora una volta sceglie il pallino sotto la tavola laterale, siamo circa a 50 cm circa la partenza. Gioca una buona boccia, 20 cm il pallino, dritta. Lorenzini va alla bocciata, Lorenzini, mannaggia, la sbaglia. Ancora la bocciata, Lorenzini prende, piena, carica il pallino, siamo ora fondo le tavole, punto è preso, ma punto largo, siamo 2 metri, 2 metri e mezzo, perciò non penso ci siano problemi per l'Alterio alla Costo, infatti prende il punto, però c'è spazio, ci lascia un po' di spazio. Ora Lorenzini Ora è appena iniziata la corsia 1, l'individuale tra l'atleta russo Marco e l'atleta Coppola Luigi. Ci ricordiamo che da quest'anno la formula del campionato sarà così, sul campo dove si disputa la terna, il primo set viene fatto terna, poi il secondo set viene fatto individuale da uno dei componenti delle due formazioni. Nel frattempo alla corsia 2 Lorenzini prende il punto con una bocciata appena sola alla testata. Boccio del punto per Giuseppe D'Altario, si presta al tiro. Prende il pallino. La bocciata ha un vantaggio da parte di Lorenzini e ovviamente decide di mettere a posto. Attendiamo ancora la bocciata del punto per Giuseppe D'Altario. Ancora. E questa volta prende 2 punti che sono sufficienti per vincere il set 8-3. Andiamo dunque con il secondo set. L'individuale. Ora partiamo noi con Giacomo Lorenzini. E sempre D'Altario Giuseppe. Prima boccia di Lorenzini, giocata regolare, doppia. Ora D'Altario sta chiedendo com'è il pallino rispetto alla boccia e dichiara pallino. Chiara pallino, prende bene, molto bene. Ora il punto alla testata è di circa 65, va alla Costo Lorenzini Giacomo. Ricordiamo nel frattempo la corsia numero 1 che la terna si è conclusa 8-0 per la formazione della Monastier Fashion Cattle e ora stanno giocando l'individuale russo Marco per la formazione Museo Nicolis, Bocciofila Vigasio Villafranca e Coppola Luigi della Fashion Cattle Monastier di Treviso. Al tiro Giuseppe D'Altario e sbaglia il fianco giusto. C'è un vantaggio? E ovviamente Lorenzini decide di mettere a posto. Il punto comunque non è facilissimo da fare perché ci sono 25 cm circa. Sì, vediamo allora cosa decide. Decide per la Costo D'Altario con la sua terza boccia. È una posizione in cui comunque la pendenza aiuta il campo.
sembra leggermente lunga. Forse un giro ce l'ha e in effetti Sì. la boccia è nulla. Per noi va bene, più che bene. Certo. Ti scuserete ogni tanto, ma insomma siamo di parte, perciò tifiamo i Esattamente. nostri colori, Vigasio, Villafranca. Attenzione, Tocca. la bocciata è andata in sponda, Sì, attenzione. Però, insomma, Questo scarto per Giuseppe D'Alterio non è molto a favore. Attenzione. dai, ne possiamo Qui fare... con Lorenzini bisogna dare una bella botta di punti. Sì, sarebbe una ghiotta occasione. Lorenzini l'ha giocata bene. Bene, siamo al limite, ma non dovrebbe toccare. Presi Così è. 2 punti. 2. 2 punti per Giacomo Lorenzini alla testata. Tocca la sua ultima boccia. Questa leggermente in più, speriamo che si appoggi sulla boccia, leggermente in più, in effetti Niente, così è. rimangono 2 punti. Va Peccato bene, comunque, perché sì, questo poteva- scarto si potevano fare ben 3 punti. 3 punti, ma insomma dai, partiamo bene, 2-0. 2-0 per pallino la noi. formazione Museo Nicolis Bocciofila Vigasio Villafranca. L'accosto Giacomo. Ovviamente è buono, però buono. Scende la boccia leggermente, buono. Doppia con pallino. Bersaglio. La dichiarazione di Giuseppe D'Alterio è Che chiede alcune informazioni sulla posizione della boccia rispetto al pallino. la dichiarazione è pallino. Dichiara il pallino. La giocata è regolare e gli è andata anche bene in testata Sì, con un fondo punto le di tavole. 30. Sì. Sì, fondo le tavole. Siamo a Il 20 centimetri pallino dalla ha tavola ripicchiato di sulla fondo. boccia ed è rimasto sotto le tavole. Ora vediamo se Vediamo riusciamo ora la a decisione, inquadrare. la giocata di Giacomo. Il punto. Tira la propria broccia per andare alle tavole con 2 bocce. Prende, la ferisce solamente. Andiamo in fondo alle tavole con una boccia, ma nell'angolo opposto. Appunto è praticamente impossibile giocarla là perché non rimane tanto verso la sponda, giusto Massimo? Sì, E quindi con fatica ora poi qui oltretutto con vediamo questa le bocciata soluzioni. con questa bocciata ora c'è una boccia, la nostra boccia che un po' copre anche il gioco. Difficile poi tagliare il campo, passare, dichiara ancora la sua. Non scende, E sbaglia, attenzione, questo scarto non scende. Perciò inizia a diventare pericoloso. siamo già all'ultima boccia. Col secondo punto a 4 metri. Ancora. Questa volta la prende giusta. Se ne va. Comunque stringiamo un po' il gioco. Sì, però per un Giuseppe D'Alterio penso che quella boccia lì... però c'è anche quella corta che dà un po' fastidio. Ora vi Sì. faremo vedere l'inquadramento. Sì, infatti dicevo anche prima, la boccia quella di corta un po' disturba il Sì. passaggio, che è proprio... Attenzione, Toccato il secondo del punto. secondo del punto, voleva prendere il fianco giusto ma rimane, anzi perde un punto. Guarda il punto, adesso Giacomo sta decidendo, ricordiamo la possibilità del vantaggio, sta decidendo cosa fare. La fortuna vediamo. di Giuseppe è che comunque il secondo punto è rimasto suo e quindi può sia tirare al punto che Lascia buono Lorenzo. dichiara la boccia sotto sponda rossa. Fa un'alzatina, la prende piena.
Prende piena, perciò non... Prende piena, quindi rimane sempre un punto di Lorenzini Giacomo. Sì, entra con la sua boccia, entra al terzo punto, però... Dichiara la boccia del punto. Se la prende dal fianco giusto può mettere anche giù 3 punti. Ecco il tiro e la sbaglia per un soffio. Perde un punto, clamoroso questo scarto. Potevamo perdere almeno 3 punti. Almeno 3 punti. Però c'è stato l'errore, forse sia questo sì. e anche nella prima bocciata di Daltario. Certamente. Poi sfortunato naturalmente. Pallino è andato sponda per Lorenzini Giacomo, quindi ora Daltario deve tirare il pallino. E decide di giocarlo corto. Sì, Daltario decide di giocare il pallino un metro. Comunque è in svantaggio 3-0 Daltario e quindi secondo me vuole andare un po' all'attacco. Nel frattempo la corsia 1, l'individuale di Russo Marco contro Coppola Luigi, risulta 3-0 per la formazione della Monastier. Il costo di Giacomo, perfetto. La bocciata Daltario. Prende. La porta via. Attenzione, c'è stato un malinteso tra l'arbitro, e Daltario. Infatti ha tirato di raffa quando in realtà andava tirata di volo, ma pensava che toccasse la boccia del pallino. E invece l'arbitro gli ha fatto vedere che mancava ancora quasi un centimetro. E ora giustamente viene ripetuta la giocata. Sì. Ricordiamo comunque, insomma, è sempre un incontro, boccia del punto al volo, un amichevole, perciò, sì. Insomma, dai, ci sta. Sì, sì. Ora il volo la prende e rimane suo. Infatti Giacomo sportivamente ha detto subito di ripetere senza... Ora andiamo all'accosto. Gioco nuovamente una buonissima boccia, leggermente laterale rispetto al pallino, ma sola. Al volo la boccia del punto ancora per Daltario. La prende. Vediamo fondo le tavole. Niente, ha ripicchiato contro la boccia, quindi rimane un punto. Esatto. Giacomo ora può decidere anche nuovamente di andare all'accosto. Intanto grande bocciata sul campo 1 di Russo Marco. Al volo, mette a terra 2 punti. Torniamo sul campo 2 dove Giacomo va all'accosto con la sua terza boccia, gioca nuovamente un'altra buona boccia, ancora bersaglio. Al volo di nuovo. La prende. Attenzione, vediamo. Vediamo, speriamo. Va bene. Rimane ancora un punto per noi. Ora Giacomo decide per decide per il pallino. Peccato. 2 punti. Sbaglia la bocciata e gli regala 2 punti. Ricordiamo a tutti gli amici bocciofili che siamo in diretta streaming dalla bocciofila di Vigasio Villafranca, comitato provinciale di Verona. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno collaborato e fatto sì che questo primo trofeo Città di Vigasio venisse svolto. Ricordiamo che è un incontro amichevole di anteprima del campionato di Serie A1 che inizierà sabato prossimo. Prima in casa per noi.
Esattamente, sabato prossimo partiremo con le dirette streaming direttamente dalla nostra bocciofila quando si giocherà in casa. E io non ricordo più contro chi siamo, Massimo, te lo ricordi? Contro Fontespina, la prima di campionato. Ci hanno confermato dalla regia che il primo incontro è... Non c'era bisogno di conferma. Vabbè, ci hanno confermato dalla regia che la prima di campionato per noi sarà Vigasio Villafranca contro Fontespina. Nel frattempo Lorenzini è inattierato, aspettiamo l'arbitro Punto che... preso, sì. Punto preso. Boccia del punto. Boccia del punto per Daltario Giuseppe. La prende, però la prende piena, rimane, forse ci va anche bene perché stringe e nasconde anche il pallino. Sì, è prima bravo il Giacomo. Brava boccia. Ha pagato caro, si vede le bocce. Sì. Sì. Ancora di nuovo con la terza boccia, questa volta la prende però purtroppo giusto, è un po' sfortunato questo scarto Giuseppe Daltario. Comunque siamo in vantaggio di bocce, abbiamo 3 bocce contro una, Sì. appunto 1 metro circa, fondo le tavole. Dovrebbe essere comodo il punto, bravo Giacomino, bravo. Bellissima boccia, speriamo però che non vada a appoggiarsi, che il pallino guardi il bersaglio. No, purtroppo la dichiarazione dell'arbitro è che il pallino guarda leggermente verso le bocce dell'avversario, quindi di Daltario Giuseppe. Vediamo il tiro. Sì, come volevasi dimostrare, prende 4 punti. Giocando una boccia perfetta, sì. Era meglio averla tenuta corta 20 cm, ma sai, sì. non è così semplice. Adesso sono 4 punti per Giuseppe Daltario. 2 bocce però, dai. Insomma, 2 bocce in mano per Lorenzini Giacomo. Alcune informazioni? Lorenzini decide di andare a punto molto probabilmente per cancellare tanti punti, perché sbagliando semmai la prima boccia può lasciarli comunque 4. Sì. Poi secondo dico, questa boccia dopo può decidere poi con l'ultima boccia, base a questo costo, vediamo. Se non corta comunque la strada era perfetta. Speriamo di cancellarne almeno 2. Rimangono 3 punti. Rimangono 3 punti. Perciò è costretto ad accostare ancora. Questa la strada è buona, anche la forza, se viene giù quel tanto riusciamo, si gira di là, forse... Un punto sicuro, vediamo la dichiarazione dell'arbitro. Forse sono 2. Stiamo a vedere. Nel frattempo della misurazione, la corsia numero 1, l'individuale Russo Marco contro Coppola Luigi, manda un punteggio di 3 pari. 3-3 alla corsia 1 per l'individuale tra Coppola Luigi della Monastier Fashion Cattle e Russo Marco del Museo Nicolis. Un punto, quindi manda 4-3. Siamo 4-3 per Daltario. Ricordiamo agli amici bocciofili che ci sono collegati ora che il punteggio di colore rosso è assegnato alla bocciofila Monastier Fashion Cattle di Treviso, mentre il punteggio color verde alla bocciofila Vigasio Villafranca formazione Museo Nicolis. Tanto notizia, Daltario gioca una boccia 1 metro lunga. Sì, vediamo se riusciamo a inquadrare.
Ora Lorenzini all'accosto, gioca un'ottima boccia. Lorenzini, bellissima boccia. Daltario dichiara boccia punto a volo. Boccia al volo. La prende, manda fuori la nostra boccia. Il tiro al volo, perciò sono 2 i punti ora per Daltario. Nuovamente l'accosto. Daltario ha sempre scelto la tattica di giocare il pallino leggermente laterale, un po' già tutti e 2 i set. Scelta finora azzeccata, comunque senza demeriti di Lorenzini, che sta dimostrando comunque il suo valore, sta giocando una buona partita, ma sappiamo anche il valore di Daltario. Sì. Un giocatore che ha vinto non si sa quante gare, forse non lo sa neanche lui perché ha perso il conto. Questa è corta però. Corta anche questa. Sì. Secondo del punto circa 60. È il primo scarto che vediamo non giocare bene. Ricordiamo che nonostante sia un incontro amichevole, comunque si vede una grande grinta da parte dei giocatori. C'è la giusta tensione, sì. Anche perché insomma tutte e 2 le formazioni già sabato prossimo, fra una settimana, ci sono le partite che contano, sì, punti in palio. Saranno veramente il campionato di Serie A1, che non è facile, anche perché impegna tempo, soprattutto. Questo incontro è anche un'ottima occasione per le squadre di provare alcune soluzioni, di entrare un po' nel clima campionato dopo 2 o 3 mesi di sosta estiva, perciò. Esattamente. Ora dichiara boccia del punto al volo, che è doppia con il pallino. Sì. Vediamo. E va a sbagliarla. Solo leggermente lunga, forse un po' laterale, ma vediamo se si vede la bocciata. Sì, si vede anche in diretta, laterale, sì. Quasi sulla riga. Vediamo il punto di battuta. Boccia del punto al volo ancora. La boccia del punto. Va a sbagliarla nuovamente. Peccato. Quindi manda un punteggio di 5-3 per la formazione Fashion Cattle di Treviso. Stesso risultato sul campo 1, 5-3 anche in questo caso per Treviso. Ricordiamo il primo set di Terna ha vinto 8-0 dalla Fashion Cattle e il primo set individuale vinto 8-3 per la formazione sempre di Treviso Fashion Cattle. Per cui ora, parlando di set, siamo 2-0. Sì, siamo leggermente sotto. Ora buon accosto, siamo 30 cm. Boccia del punto da parte di Lorenzini. Prende, carica il pallino fondo le tavole. Sembrerebbe preso il punto. Sì, ma è nostro. Punto preso. Prende il punto per Lorenzini. Si presta dal Daltario Giuseppe ora a giocarla appunto. È lunga, l'ha vista subito. L'ha vista subito appena giocata. Sì. Va bene. Attenzione. Questa boccia sembra buona. Infatti prende il punto. Preso. Ora Giacomo andrà alla bocciata. Ci sono 35, boccia del punto da parte di Lorenzini. Giacomo prende. Presa a rovescia, ma comunque rimane. Prende il punto. Sì, prende il punto. Prende il punto. L'ultima boccia ora Daltario, va nuovamente all'accosto.
prende di nuovo il punto. Sembra. Forse no. Secondo me è corta. Sì, corta. Ora abbiamo un'altra buona occasione perché altre 2 bocce in mano per Giacomo, punto a terra, perciò abbiamo un'ottima occasione per recuperare il gap. La strada è bella. La strada è bella. Bene, bene. 2 punti. Giacomo ha preso 2 punti. Andiamo in parità ora a terra. Altro costo. Sembrerebbe buona anche questa. Pelo. A pelo. Pelo sulle tavole, ma comunque porta a casa 3 punti. Bene. 3 punti per Lorenzini. Superiamo, diamo 6 a 5. Supera 6 a 5 per la formazione del Museo Nicolis. Ricordiamo che la formazione Museo Nicolis è stata assorbita dalla bocciofila Vigasio, che ha cambiato nome. Sì, scusa Nicola, intanto su una bocciata sfortunata di Russo Marco abbiamo perso il secondo set dell'individuale, perciò 8-3 il risultato finale. C'è stata proprio una bocciata sfortunata e perciò sono rimasti 3 punti per Coppola Luigi. Sì. Ci andiamo sotto 3-0. Ora aspettiamo l'ultimo set e vediamo se riusciamo a girare il primo turno, riuscire a vincere almeno questo set. D'Altario, pallino, prende, pulito, mette a terra un punto stretto alle tavole, 20 cm. Ora vediamo Giacomo, decide per la bocciata. Dai Giacomino. Bene, bravo. Bellissima bocciata. Verso giusto. Bellissima bocciata. Dai. Inizia la tensione giusta della fine del set. Dai, forza Vigasio, forza Villafranca. Andiamo. Mai mollare. Giuseppe D'Altario all'accosto. È buono. Io aspetterei un attimo perché sì, ha toccato. Lì è un punto... dirlo, ma sono contento. Lì è un punto un po' bastardo del nostro campo. Sì, poi c'è leggermente una piccola salita, gli ultimi 10 cm. Pensavo che avrebbe fatto ora a fermarsi la boccia, invece è rimasto un po' esterrefatto anche Giuseppe. Sì, no, ma era... Va all'accosto con l'ultima boccia. Con l'ultima boccia di Giuseppe D'Altario. Bocce 6 e 5 per noi, perciò... E il punto stavolta però è preso. Si lo prende, però speriamo che non si nasconda, speriamo che la veda. Vedi che torna. Non essere proprio così di parte, Massimo. Sono di Vigasio, okay. Sì, no, giustamente. Lorenzini presta il tiro. Proprio pelata per Lorenzini. Peccato. Pelata per Lorenzini. Ora comunque se prende dal verso giusto questa, sì. Possiamo comunque fare 6 e 2-8. Possiamo vincere il set. Esattamente. Dai, presta il tiro. Dai Giacomo. Bellissima, bravo, vediamo. Si è appoggiata purtroppo un punto sul punto. Peccato, manda 7 a 5. Andiamo avanti, 7 a 5. 7 a 5 per la formazione Museo Nicolis. Ora Giacomo decide di giocare sull'ultimo riquadro, siamo circa un
metro e mezzo dall'ultima corda. Diamolo a Costo, in centro al campo. Buona la giocata, bravo, buono l'Accosto. Troppo buono l'Accosto. Buono, buono, buono. E ora boccia del punto bocciata per d'Altario. Giuseppe. Tira. Prende bene. E il pallino Pizzico di fortuna. ha rimbalzato sulla boccia gialla di Pizzico di Lorenzini. fortuna, ma va bene. 35 il punto alle tavole. Giuseppe D'Altario va all'Accosto. Ciao Andrea Martini. Insomma, salutiamo anche gli amici Della bocciofila di Vigasio Villafranca. componenti, del direttivo, sponsor. E nel frattempo che saluto va a bussare D'Altario con un'altra boccia. Va a bussare per gli amici non veneti, significa che la boccia è andata a toccare le asse. E la tavola in fondo alla corsia. E ora si mette. Siamo già alla terza boccia per. Nel frattempo ho appena visto che è entrato l'assessore allo sport del comune di Vigasio, Diego Campedelli. Punto preso alla bocciata Lorenzini. Tiro Lorenzini, brutto errore, peccato, brutto errore. Siamo ancora comunque in vantaggio di bocce. Tiro ancora il punto. Andiamo bene. Lorenzini una bocciata. Pelata ragazzi. Di poco, peccato. Era un'altra buona occasione questa. E ora andiamo a giocare l'ultima boccia. Per forza decide per l'Accosto. Attenzione, siamo al limite, attenzione, siamo lì. Oh. Tocca l'asse laterale, perciò boccia nulla. Sì. Dichiara secondo punto. Qua D'Altario decide per il secondo punto. Potrebbe fare il set. La prende la parte giusta. Sì. Purtroppo 5-3-8, sì. Perdiamo anche questo set. 5-3-8. Giriamo con un parziale purtroppo negativo, 4-0. 4-0 per la Fashion Cattle della Monastir Comitato Provinciale di Treviso. Ora facciamo una breve. E un saluto anche da Renzo Cestelli, un saluto da Renzo Cestelli, nonché il nostro boss delle bocce. Vuoi salutare qualcuno, Renzo? Sì, saluto tutti i bozzofili d'Italia, naturalmente, chi gioca e chi non gioca, gli appassionati, però la mia società di Milano, l'MP Fitti Casalanza. Sì, quello è doveroso salutarla. Speriamo di trovarci qui e fare un bel incontro. Che anche loro da sabato prossimo inizieranno col campionato. Noi andiamo a Siano, la prima è abbastanza dura perché è una bella squadra e poi il terzo incontro veniamo qui da voi. Certo. Di fare un bel incontro. Esatto, speriamo più che altro di divertirci. Però io sono amico con le tue società, sia Vigasio Villafranca sia anche la Monastir di Treviso. Mi fa piacere se andate bene in campionato e speriamo bene. Quando ci troviamo di battervi. E noi speriamo di battere voi invece. Grazie Renzo, grazie. Grazie, ciao Renzo.
Eccoci tornati amici bocciofili, vi ricordiamo che siamo in diretta streaming dalla bocciofila Vigasio Villafranca, dove si è appena disputato la prima parte dell'incontro amichevole tra la formazione della bocciofila Vigasio Villafranca denominata Museo Nicolis e la formazione Monastier Fashion Cattle del Comitato Provinciale di Treviso. Nel frattempo abbiamo appena visto comparire il punteggio dei set vinti e dei set persi, quindi Museo Nicolis 0, Monastier Fashion Cattle di Treviso 4.
Siamo nel momento di pausa tra un set e l'altro. Ricordiamo il punteggio per la bocciofila di Vigasio Villafranca 0, Monastier Fashion Cut il 4 set vinti. Ricordiamo anche le formazioni delle due società. Per la SD Vigasio Villafranca Museo Nicolis, atleta capitano Bagnoli Andrea con Fiorini Davide, Leonini Simone, Lorenzini Giacomo, Orbana Alessandro, Russo Marco e Zuccol Nicola. Il CT Borsoi Enzo. Mentre per la Fashion Cut il Monastier di Treviso abbiamo gli atleti Coppola Luigi, Daltario Giuseppe, Papacena Giuseppe, Provenzano Alfredo e Savoretti Mirko, che oggi non c'è e salutiamo, che mi dicono, come abbiamo già detto all'inizio, forse ci segue dalla sua spa nonché stanza del Sale, e il CT Bonpan Paolo.
Nel frattempo che aspettiamo la ripresa del gioco, ricordiamo le due formazioni che disputano oggi l'incontro amichevole del primo trofeo Città di Vigasio. Per la bocciofila Vigasio Villafranca abbiamo Bagnoli Andrea, Fiorini Davide, Leonini Simone, Lorenzini Giacomo, Urbana Alessandro, Russo Marco e Zuccol Nicola col CT Borsoi Enzo, mentre per la formazione Fashion Cattle di Monastier Coppola Luigi, Daltario Giuseppe, Papacena Giuseppe, Provenzano Alfredo con CT Bonpan Paolo. Ripartiamo questo incontro amichevole denominato Primo Trofeo Città di Vigasio con la chiamata in campo delle coppie. Alla corsia numero 1 per la società locale Vigasio Villafranca, formazione Museo Nicolis, Bagnoli Andrea, Russo Marco. Per la società Monaster Fashion Cattle, comitato provinciale di Treviso, Papacena Giuseppe, Coppola Luigi, corsia numero 1. Alla corsia numero 2
Per la formazione del Museo Nicolis, Lorenzini Giacomo, Fiorini Davide. Per la formazione Monastier Fashion Cattle di Treviso, Dalterio Giuseppe, Provenzano Alfredo. Bene, bentornati alla nostra diretta. Ricordiamo il parziale dei primi 4 set, 4-0 per Fashion Cattle Treviso. Ora siamo ai giri di riscaldamento e ci saranno gli incontri di coppia. Seguiremo per la nostra diretta il campo 1 con i nostri portatori Bagnoli Andrea e Russo Marco. Dopo cosa fai? Giocare sempre con là? Siamo pronti. Ricordiamo per chi si è appena collegato che i punteggi, il colore verde è attribuito alla bocciofila di Vigasio, mentre colore rosso è attribuito alla bocciofila Monastier Fashion Cattle di Treviso. Partiamo dunque dal campo 1, al primo accosto Bagnoli Andrea. Partiti buono l'accosto, intorno ai 50-55 cm dal pallino. All'accosto ora Coppola per il Monastier. Prende il punto preso, perciò decisione al volo, boccia del punto per Russo. Corta per Marco. Corta purtroppo.
Ora andiamo con la terza boccia. All'accosto nuovamente Andrea. Sembra buona. Urta la sua. Prende il punto. Prende il punto e la bocciata è regolare. E ora la bocciata per il Treviso. Papacena. Bocciata del punto al volo. Prende, però carica prende. anche il pallino. Rimane punto nostro. Siamo attorno ai 30 cm. Fondo le tavole. Al tiro ancora Papacena Giuseppe. Boccia del punto dichiarata. Si presta il tiro. Fuori. Errore. Fuori. Perciò ora molto probabilmente Coppola andrà all'accosto per chiudere un po', per stringere, anche perché secondo del punto siamo attorno a 2 metri, perciò Sta chiedendo se tirare a quella corta al volo. Vediamo cosa decideranno. Al volo la corta. Dichiaro al volo la corta. sì. Mezzo del campo. Inquadra. Sì. Volo. Presa. Prende, passa dietro il pallino, stringe un po', il punto rimane nostro. Secondo punto circa 1 metro, perciò abbiamo la possibilità di fare questa prima tornata a 2 punti. Iniziare bene questo set. Tanto il campo 2 A me sembra corta. 3-0, siamo in A me sembra svantaggio. corta Massimo. Ed è corta effettivamente. Non poco anche. Comunque contiamo, andiamo avanti, giochiamo noi il pallino. Ora l'accosto Bagnoli. Manca il bocciatore oggi. Individuale, dicevo, no ora. Madonna, oggi la lasciamo proprio male. Dai. Quanto ho giocato? Scusate, stiamo facendo un piccolo summit, un piccolo Sì, summit con sei in Lorenzini. diretta, Giacomo. Sei in diretta, Giacomo. Nel frattempo Coppola si presta ad andare a punto. E la Corta. gioca corta. Rimane nostro il punto. Dai, dai, diamo. Gioca di nuovo all'accosto Appunto. Coppola. Stavolta spinge un po' di più e prende il punto. Ottimo. Bersaglio col pallino. Vediamo. Boccia del punto per Marco. Errore, nuovo errore. Sì. Peccato. Secondo me sì.
Diamo la bocciata ancora. Stavolta Giocata regolare. Giocata regolare. Boccia il Prende il pallino. punto, ma il punto è a 2,5 metri, 3. Papacena va a punto. Sembra giocata molto bene. E infatti la boccia al bersaglio con pallino. E ora Andrea Sì. Bagnoli decide di giocare a punto. Costretto Questo a punto giocare. si può fare, Costretto. si può fare. Alla Costo. Bagnoli. Vediamo Bagnoli Andrea, se non è corta la strada è molto, molto buona. Va bene, dai, stringe bene. Si stringe Sì, bene, sì, il punto sì. non è fatto però. Sì. Rimane il punto di Treviso, però insomma stretto bene, giusto da mettere leggermente un po' in difficoltà l'avversario. Ora con la Costo con l'ultima boccia Papacena. L'ha giocata bene anche questa. Forse speriamo che scenda un po'. E sono 2 punti. Sì, sono 2. 2 punti, Peccato, bellissimo. sono 2. 2-1 per la Monastir Fashion Cantel di Treviso. Tanto il campo 2 recuperiamo, andiamo 3 pari. La coppia Lorenzini-Fiorini. Contro Provenzano d'Alterio. Qua. Grazie ancora agli sponsor che hanno permesso questo primo trofeo incontro amichevole qui presso la Bocciofila Vigasio Villafranca, Ora nel la quale Costo, sabato prossimo inizieranno i veri campionati di serie A1. buono la Costo di Coppola. Dichiara il pallino Russo Marco. Pallino lo prende, però lo ferisce, lo allontana un po', 2 metri, allarga il punto e ora Bagnoli andrà alla Costo. Decide per tende un attimo, decide per la Costo. Bene, giocata bene. Siamo 20, attorno ai 22 il punto. Sì, 22, forse 23. Boccia del punto al volo da parte di Giuseppe Papacena. Un secondo. Un attimo un'incomprensione perché non si sapeva bene se la bocciata si poteva effettuare anche di raffa o di volo. Sì, perché la boccia è di qua nella metà, perciò. Però da fondo, Boccia probabilmente del da punto al fondo volo al campo, allora. in fondo al campo facevano fatica a vedere. Sì, si presta Un il po' tiro. al limite. Cioè, al volo Papacena. La Presa, prende. vediamo se è sufficiente la prende, per ma prendere il punto. No, non è sufficiente, rimane nostro. Prima del punto. Rimane nostro, perciò Coppola ora andrà alla Costo, il punto siamo intorno a 1,10 m, 1,15 m. Di nuovo la Costo Coppola e gioca una buona boccia, attorno ai 35-40.
perciò altro bocciata al volo per Marco Russo. Bocciata al volo, Russo Marco la prende, bravo, bravo. Bellissimo 2 tiro punti. da parte di Russo Bravissimo, Marco. bravissimo. Presi Ora 2 2 punti e un la boccia punto- del punto è sola. Sì, Sola. un punto a Vediamo ora 16-17, l'altro la- punto a circa 55-60, perciò la formazione ora della Fashion Cattle, si sta decidendo come giocare. ancora una boccia a disposizione per la Fashion Cattle. Coppola vuole giocare appunto. Time out per la formazione Fashion Cattle di Treviso. Sì. Intanto il campo 2 4-3 per Fashion Cattle. Ora sì, sono in fase di discussione con l'allenatore Bonpan per vedere da farsi la giocata. Sì. Ricordiamo una boccia a disposizione per Papacena e una boccia a disposizione per Bagnoli Andrea e 2 punti a terra per noi. Bonpam Perciò- mi sembra propenso a giocare appunto la boccia. Sì, sembra forse Sì. la giocata più logica, però vediamo, insomma. E infatti Papacena sta decidendo la strada con cui giocare la boccia. Si presta il punto. Sembra corta. Vediamo se riesce a cancellare un punto. Rimangono ancora 2. Bene, Rimangono 2 punti per Bene. la formazione del Vigaso Villafranca. possiamo dare un piccolo strappo a questo set. Sarebbe importante mettere anche il terzo punto. È leggermente lunga, ma comunque buono. 3 punti. Bene, 3 punti. Andiamo, recuperiamo un po'. 4-2 4-2. per la formazione del Vigaso Villafranca. Mentre alla corsia numero 2 il punteggio è di 5-3 per la formazione della Fashion Cattle di Treviso. Bisognerebbe Ora- vincere tutti i set per portare a casa una parità. Sì, abbiamo fatto, comunque c'è da fare in considerazione, abbiamo fatto alcuni esperimenti, alcune prove, questi servono anche certo. per provare delle Questo formazioni. incontro amichevole serve anche per quello. Perciò il risultato conta forse un po' solo leggermente per il morale, ma insomma è giusto anche fare delle prove, provare Sicuramente. formazioni nuove. Sicuramente. Tanto Andrea Bagnoli gioca un ottimo boccia, un ottimo costo. La bocciata è doppia. Papacena dichiara boccia del punto. E Papacena sbaglia la bocciata del punto. Si presta a tirare la seconda bocciata. C'è un po' di Pallino, preparazione, decide per dichiara il pallino. Pallino. Ricordiamo che la boccia è doppia. Giocata Prende. regolare, prende il punto. Per fortuna rimane comunque largo, rimane un buono spazio per l'accosto. Sì. Siamo sull'angolo, fondo alle tavole, con la boccia di Papacena attorno al 1,20 m, 1,30 m. Bagnoli andrà al punto. Buono l'accosto. Mono prende il l'accosto, punto. Sì, buono l'accosto. Un po' corto, ma è sempre una boccia fastidiosa Sì. per l'accosto. Poi su questi campi, come abbiamo ribadito prima,
nell'angolo delle tavole lì non è proprio facilissimo fare il punto. Sì. Ora decidono di tirare. Un tiro, tenterà un tiro lento. Coppola, boccia del punto. Forse. Vediamo se un tiro forte o un'alzatina. Sì, un'alzatina. Sì. Vediamo, forse scende per troppo. Dentro. Sì. Scesa troppo. Scesa no. troppo. Non conoscendo la sponda laterale, cade. Buono per noi. Ora gioca la sua ultima boccia Coppola, cerca di stringere. Non giocata malissimo, ma il punto rimane, c'è lo spazio anche per passare. 2 bocce per Marco e possiamo ora veramente, vediamo quale decisione prenderanno. Tira la sua nella sponda laterale. Sì. Tira sulla sponda opposta al tiro, la prende, non la smezza, la prende piena, perciò scende con tutte e 2 le bocce. Neanche una. Sì, l'ha presa piena, non riuscite a smezzarla. E quindi purtroppo l'unica cosa è andare a punto. Sì. Anche se io sarei andato, non so, sarei andato 2 volte all'accosto. Niente difficile poi lì, però va bene. Facile parlare da fuori. E sono 2 punti bravo per Marco, Vigasio Villafranca che manda il punteggio 6 a 2. 6 a 2, bene. 6 a 2 per la formazione del Vigasio Villafranca Museo Nicolis. Mentre sul campo 2 siamo 5 a 4 per Fascio Cutter. Guardiamo il campo 2, Fiorini Davide, giovane cresciuto nella nostra bocciofila, ci ha dato molte soddisfazioni e per lui una grande opportunità questo campionato. Nel frattempo Bagnoli e Lacosto gioca una bella boccia 40 davanti del pallino. La bocciata, come vediamo, è solo da volo. Sì, va la bocciata Papacena. Stanno ancora decidendo, Massimo, un attimo che vediamo cosa decidono. Sì. Decide il volo. Papacena Giuseppe, boccia del punto al volo. Stanno giocando spesso il pallino tra la riga del volo e della bocciata di Raffa. Sarà una tattica? Chi lo sa? Bella bocciata da parte di Papacena Giuseppe. Rimane con la sua 50-60 centimetri del pallino. Anche il nostro addetto alla regia che si sta iniziando a entrare nel mondo delle bocce. Sì. Fra poco lo vedremo nei campi. Sì, anche secondo me. Bravo, il pallino bravo lo Marco, prende, purtroppo bravo. è andato un po' male. Bravo, vabbè, scendiamo con 2 punti. Però. Ora l'accosto Coppola, gioca una boccia corta. Cortina. 1,30 m, 1,40 m, perciò per Bagnoli dovrebbe essere un gioco entrare in quel punto, anche se la strada non è proprio bellissima, ma presumo che entri laterale e non dalla tavola. Anzi, decide di rischiare la tavola. Giocata bene, non è sempre facile, passa. Boccia passa, siamo bellissima, al limite. Bellissima boccia di Bagnoli Andrea. Bellissimo l'accosto. Bravissimo. Bersaglio col pallino. Doppia con pallino, il pallino non attacca però.
È difficile perché c'è la boccia corta della Fashion Cattle che nasconde un po' la boccia del punto, infatti Papacena ora sta valutando come mettersi, è una boccia insidiosa. Boccia del punto da parte di Papacena Di Giuseppe. Papacena. Probabilmente l'alzerà. Vediamo. Vediamo il tiro. L'alza un po'. Bellissima la prende, bocciata. bravo. La Bellissima prende. bocciata da parte di Papacena Rimane Giuseppe. un punto per la Fashion Cattle. Però ora la costo Di Marco Russo. ecco lo costo con l'ultima boccia di Marco. Non so se riesca a passare perché sta calando Forse un po' di forza e passa di sotto. Passa sopra, sotto. va bene, dai, forse non volevo giocarla così, ma comunque L'importante è facciamo il punto, farlo. sì, facciamo il punto. L'importante è farlo. Coppola Luigi decide di giocarla a punto. La strada è buona. Purtroppo anche la forza. Vediamo attenzione, se forse sì. anche se ha toccato. Ha toccato la sua corta, ha perso leggermente, siamo al limite, infatti Attendiamo se il verdetto dell'arbitro. se non toccavo quella boccia arrivava, eravamo sì. già, però in questa maniera l'arbitro va alla misurazione, controlla, guarda. Vediamo la dichiarazione. Nel frattempo l'aggiornamento del punteggio dell'altra coppia alla corsia 2 è di 7-4 per la Fashion Cattle, che vede i giocatori Dalterio Giuseppe e Provenzano Alfredo. Contro Stiamo ancora aspettando il verdetto dell'arbitro. Lorenzini Giacomo e Fiorini Davide. Nella misurazione. Prende Peccato. un punto, manda Va bene. 6-3 per Dai, la comunque Bocciofila Vigasio siamo ancora in Villafranca. vantaggio. Ora Papacena gioca il pallino sempre circa 50-60 prima della corda di mezzeria, a 30-40 cm dalla sponda laterale di sinistra. All'accosto Coppola Luigi gioca una buona boccia, perciò intanto buon tiro nel campo 2 di Fiorini che Davide manda fuori alle il pallino, tavole. sì, Pallino pallino alle alle tavole, riesce a prenderlo, perciò scarto. Bel volo di Russo tornato Marco, da peccato rifare. che la boccia sia uscita. Bravo Davide che è riuscito a salvare il set, in questo caso rimangono 7-4, rimaniamo in corsa anche sul campo 2. Nel frattempo dalla diretta possiamo vedere Bagnoli Andrea che presta ad andare a punto. Nuovamente un ottimo costo per Andrea, ottimo Bravissimo Andrea. volo. Volo da parte di Papacena. Il volo prende. Bel volo. Vediamo Vediamo ora in fondo il punto. alle tavole. Di chi è? Il pallino comunque si è mosso dalla prima posizione. Sì, è tornato Dichiarazione indietro dell'arbitro. qualcosina. Prende il punto, forse anche 2. Sì. E allora torniamo all'accosto con Bagnoli che gioca nuovamente un altro buon accosto.
Un altro buon accosto. Bravissimo Andrea, bravissimo. Siamo proprio al limite del bersaglio. La formazione Infatti, della Fashion Cattle sola. sta aspettando di decidere, vediamo cosa decidono. Nel frattempo vediamo anche nello sfondo Pallino di Chiara Pallino. E Zuccol ha dichiarato Pallino, Massimo? Sì, mi sembra di aver capito Pallino. Sì, Pallino. Anche perché in fondo alle tavole sono già 2 bocce contro una nostra, perciò la preparazione di Pappacena al Pallino. Pallino preso. Speriamo. Vabbè. Presi 2 stretti anche. Presi un punto 2 punti. Praticamente a bersaglio. Vediamo se nascosto. Con Pallino la regia nascosto dalla riusciamo boccia. a vedere Pallino. Eccolo lì. Pallino 2 punti. Secondo a 40. Perciò comunque insidioso. Il secondo punto è leggermente indietro, bocciata. quindi si potrebbe caricare o Pallino o anche la boccia. Va la bocciata Marco. Seconda del punto. Comunque rimane un punto. Abbiamo limitato i danni, dai. Sì. Ha preso un bel pallino, perciò siamo stati costretti poi per l'effetto di gioco. Coppola. 2 bocce vicine. Va all'accosto per vedere se si riesce a fare 2 punti. Forse no. No. Un punto per la formazione Fashion Cattle di Treviso. No. Manda 6-4, dove 4. 6 è per la bocciofila Vigasio Villafranca. Decidono ancora la Fashion Cattle per il gioco sotto la sponda laterale, questa volta di sinistra. Boccia giocata leggermente lunga, attorno ai 45-50, perciò ora Bagnoli all'accosto. Ecco, Bagnoli gioca la sua boccia, giocata bene anche questa. Bravo Andrea, dai, bravo Andrea. E ora tira il pallino, dichiara il pallino. Dobbiamo tendere però, perché nel frattempo al campo 2 stanno soldati a vedere il gioco Lorenzini e Fiorini, e il gioco era proprio vicino alla sponda laterale di mezzo, perciò è stato costretto Pappacena ad aspettare un attimo. E ora va al pallino, tiro, giocata regolare, prende la boccia prima. Si presta a giocare Bagnoli Andrea, che sta aspettando il tiro di Fiorini. Ora nuovamente l'accosto Bagnoli gioca l'ennesima boccia meno di 10 cm del pallino, perciò alla bocciata ora nuovamente Pappacena, la prende, punto rimane largo, ma comunque il punto rimane della Fashion Cattle, perciò ora Marco Russo all'accosto.
siamo in vantaggio di bocce. Questo la regola di gioco dovrebbe permetterci. Bravo anche Marco, boccia a 18, 17, 18. E ora Coppola va alla costo. Ciao Vito, ti voglio bene. E Coppola Sì, va lungo gioco con lunga, la attenzione boccia. perché qua possiamo vincere il set. Abbiamo la boccia del set. Gioca Marco. Gioca la boccia, vediamo, sembra buona. Bravo Marco, vinciamo il set. 8-4. Bene. 8-4 la conclusione del primo Rompiamo set. il ghiaccio. Finalmente. Rompiamo il ghiaccio. Beh, ma sappiamo, insomma, coppia Bagnoli-Russo, coppia mai affiatatissima da anni. Questo gli permette anche di giocare un po' più in scioltezza, Sì. giocare. Ora chiediamo alla regia anche di cambiare il punteggio set. 4-1. E intanto nel frattempo sul campo 2 siamo 7-6. Primo set per Fashion Cutter. Siamo partite anche sul campo 2. Torniamo con la nostra diretta e con l'inizio del secondo set, con la Coppola che va alla costo, gioca un ottimo costo, siamo attorno ai 20 cm. Volo di Marco Russo, la prende, bravo ancora, un'altra bella bocciata al volo, rimaniamo dentro. Coppola alla costo. Ancora di nuovo la costo di Coppola che gioca un'altra Bellissima boccia. al volo, ancora Volo per Russo Marco. vai Marchino. Bravo, bene. Prende giusta perché così andiamo anche in fondo alle tavole con una boccia, perciò Esattamente. non è casuale. Bene. Papacena la gioca a punto. Terza boccia per la Fashion Cutter. E sembra buona anche la terza boccia. Senza sembra, è buona anche la terza boccia. Doppia con il pallino. Dichiara il pallino per poter tirare di raffa perché è corpo unico. Però ricordiamo che il pallino si deve muovere, non è proprio facile. Infatti. Ah no, rettifico. Sì. No, è giusto. Il tiro è regolare. Corpo unico, sì. Esattamente, sì. Anche il tiro è regolare. si deve muovere. Sì, scusate. Questo permette la giocata regolare. E dunque andiamo l'accosto con la Fashion Cutter con Papacena con la sua ultima boccia e gioca nuovamente. Sembra un altro buona. bersaglio, No. E invece è sola. Sola. Permette. Bocciabile sempre di raffa. Sì. Va di raffa Bagnoli Andrea. Molto probabilmente sarà un sottomano, vediamo. Ed è un sottomano. Bravo. La prende. Forse esce lo stesso. Potrebbe caricare anche la sua. Attenzione, forse sono 4 punti. Uscire, attenzione. Possono uscire diversi punti. Sono 2 sembrano sicuri. Penso. Però vediamo. Ma c'è una boccia anche sul laterale proprio. Sì. Poi da questa inquadratura si vede bene. La corda. C'è questa boccia, la boccia della... quella non l'avevo vista, sì. Massimo, scusami. Sì, no, da questa inquadratura si vede molto bene.
perciò ne prendono per i due. Vanno alla misurazione. Nel frattempo alla corsia 2 abbiamo concluso il set. Per la formazione di Vigasio Villafranca un cambio. Al posto di Lorenzini Giacomo entra Urbana Alessandro, sempre con il secondo atleta Fiorini Davide. Con conclusione del primo set, 8-6 per Treviso. Quindi manda il punteggio dei set Nicolis Museo 1, Monastier 5. Tre punti per il Vigasio Villafranca. Sono 3, buono. E quindi per la coppia Bagnoli-Russo. Pizzico di fortuna, guasta mai. Sì. Ci vuole. Sono partiti bene. Bagnoli Andrea bene anche con questa boccia appunto. Sì, ripeto, insomma, comunque coppia affiatata le due. Sì. Ormai il rodaggio direi che l'hanno passato. Sì. Siamo già fra poco al tagliando. Il problema sarà la revisione. Vedere se passano o no. Ora però Coppola non si fa intimorire e fa il punto doppia con pallino, ma non attacca. La dichiarazione della boccia del punto. Può tirare di raffa Marco. A tiro Marco. Bellissima bocciata anche per Marco. Presi 2 punti per il Vigasio Villafranca. Bravo. Ora nuovamente l'accosto per Coppola. E gioca nuovamente un'ottima boccia. E prende nuovamente. Sì. Stiamo vedendo delle belle giocate qui oggi presso la bocciofila Vigasio Villafranca. A 1. Prende questa volta però carica anche la sua, c'è un rimpallo alle tavole e un pizzico ci permette per la Vigasio Villafranca. Ci permette di prendere il punto, di prendere il punto con una boccia, siamo attorno ai Pappacena 70 centimetri dal boccia del punto. Fondo, la tavola di fondo. Pappacena alla bocciata. Se la prende bene può mettere giù 3 punti. Il secondo e il terzo sono della Monastier, perciò la bocciata prende bene comunque. Rimane ripreso uno. Proprio un bel tiro, è stato un po' sfortunato. Non l'ha presa, non l'ha smezzata, l'ha presa piena, diciamo, perciò questo non ha Ciao Roberto, ti saluto. Non posso darti un bacino, faremo la prossima volta Roberto. Nel frattempo, dopo il primo scarto della coppia Urbana Fiorini contro Dalterio Provenzano alla corsia 2, vede un punteggio di 3-0 per il Vigasio Villafranca. Andrea Bagnoli all'accosto, è corta, ma comunque è una buona boccia. Vediamo Pappacena ora al punto, se riuscirà a portare a casa i primi 2 punti della formazione di questo set. Un punto, quindi manda 3-1 per la formazione del Vigasio Villafranca. Dai, andiamo. Tutto bene Olderico, andiamo bene? Bene.
i nostri tifosi, il nostro tifoso numero 1, il Carica Sguazzardo, sempre presente, è il nonno della bocciofila, sempre presente ad ogni gara, ad ogni manifestazione, c'è sempre, è il nostro capo ultra. Ora l'accosto Coppola Luigi che gioca un'altra ottima boccia, il pallino stacca 1 centimetro. Dichiarazione di pallino per Marco Russo. C'è. Il tiro non è buono, non è buono il tiro perché non muove il pallino. Esattamente. Ha scelto la bocciata di Raffa, perciò con la dichiarazione del pallino, perciò si doveva muovere anche il pallino. Ha solo ferito la boccia e questo. Ripete il tiro, sempre sì. Dichiarazione pallino. Russo Marco. Questa volta la prende giusta. Giocata si va in fondo, regolare. Fondo alle tavole, punto rimane, punto preso, punto largo comunque. Ma costringiamo la formazione avversaria all'accosto con Coppola. Altra boccia, sembra lunga, siamo al limite, va a battere. Bene per noi naturalmente, ci scuserete un po', ma insomma siamo un po', innanzitutto siamo tifosi Vigasiani Doc, perciò insomma non possiamo altro che essere di parte in alcune situazioni. All'accosto Papaceno e Giuseppe che sì. gioca una bellissima boccia. Va al costo. Giocata bene. Doppia con pallino. Bersaglio. Bagnoli Davide, scusate, Bagnoli Andrea. Va. Boccia la del bocciata. punto. Bagnoli, bravo, bocciata, la prende, bravo Andrea, bravo, presi Andrea, due. Presi due punti. E andiamo. Adesso vediamo l'accosto di Papacena perché. Ma Coppola voleva fare un tiro per caricare il pallino e portarlo sulla destra e quindi mettere giù 3 punti, però perché sai. Non è facile. No, anche infatti, perché adesso siamo. È una situazione che potrebbe anche, giocando anche pur una buona boccia, potrebbe perdere 3. Sì. Papacena ha detto appena giocato una bella boccia e quindi ne ha giocata un'altra. In questo caso la gioca corta. Se cancella un punto. In questo caso rimane infatti un punto. Per il Vigasio Villafranca. In teoria per Bagnoli non ci dovrebbero essere grossi problemi. Ne mettere a terra anche il secondo punto, la gioca larga in sicurezza e in effetti 2 punti manda 5 a 1 per il Vigasio Villafranca. Mentre campo 2 3 pari con Urbano Alessandro e Fiorni Davide, ricordo è stato cambio contro Alfredo Provenzano, scusate, ho avuto un attimo di faiance, ed Altario Giuseppe. Ora pallino giocato 2 metri dopo la partenza circa, in mezzo al campo, all'accosto Andrea Bagnoli. Buono, bene, sta giocando veramente bene Nico sì. Andrea, sì, sta giocando veramente bene, anche perché le bocce che doveva tirare le ha tirate, le ha prese, sempre costante con il punto. Sì. 2 buoni. È proprio un ottimo giocatore, sì. Anche dal punto di vista comportamentale in campo è sempre stato perfetto. Al tiro Papacena, carica anche il pallino. Gioco il fondo alle tavole. Comunque il punto è preso. Sì. Punto preso, ma insomma siamo. Pallino dista 50 dalla tavola in fondo. 3 metri di punto. E ora l'accosto
ancora Andrea. Importante giocare una buona boccia, e così è. Bravo, 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 leggermente lungo ma bello, bravo. E doppia la boccia con Sì, pallino. con pallino, sì, è un bersaglio un po' così, insomma, poi Boccia del punto da parte di Papacena. tiro, la prende, Presa sta pulita, dal carica verso anche le giusto. 2 bocce laterali, presi 2 punti. Ed ora l'accosto Marco Russo. Gioca nuovamente una buona boccia, bravo anche Marco. Vediamo ora, decide per la bocciata Coppola, perché Coppola la bocciata. ora la tornata si fa interessante. Vediamo cosa succede. C'è il pallino anche che si può caricare. La prende, Prende piena. piena, vediamo se rimane nostro. Prima il punto. Sì, rimane nostro, bene, Prima. andiamo così. È stato un po' sfortunato, l'ha presa. Però comunque se ne prendeva un po' meno di boccia, la sua andava dall'altra parte. Comunque il verso era sbagliato. Va bene, l'importante è che rimanga nostro. Il resto non conta. E decide di andare appunto Coppola. Ultima boccia per Treviso. Sembra Massimo dalla leggermente regia lunga. riesce a dirmi qualcosa che io non riesco a vedere. Buono, è buono. Ancora nostro, rimane nostro. Rimane punto. nostro, benissimo. Possiamo Marco- portarci, siamo 6-1 col punto a terra, e ora l'ultima boccia di Marco. Possiamo allungare, Da com'è partita a me sembra giocata bene. vediamo se è occhio. Vediamo se è occhio. Bravo Nicola, ma soprattutto bravo Marco che mette a terra un altro 2 punto. punti e il punteggio si aggiorna con 7-1 7-1. per la Bocciofila Vigasio 7-1. Villafranca. Campo 2 invece siamo sotto 6-3 per Per Treviso. la formazione di Treviso capitanata da Giuseppe D'Alterio con Provenzano Alfredo, e la nostra capitanata da Orbano Alessandro con Fiorini Davide. Ancora la scelta del pallino centrale Sulla per seconda Bagnoli. corda. Sì, sull'ultimo, appena all'inizio dell'ultimo riquadro. Gioca una boccia leggermente curta, attorno ai 55, ma insomma sempre una boccia un po' insidiosa. Avanti il pallino, vediamo. Gioca all'accosto Coppola, fa il punto e va il tiro, va la bocciata Marco Russo. Tiro. Zip Errore. per Marco Russo. Prima boccia sbagliata della mattinata. Notizia questa, diamo sì. una notizia. Marco Russo ha sbagliato una boccia. E non perché è Il il nostro- nostro giocatore, ma È il nostro è rullo veramente- compressore. è veramente un campione Russo Marco. Ora andiamo con la terza boccia con Bagnoli, Andrea, che va all'accosto. È giocata, sembra giocata bene. Prende il punto. Giocata bene. Prende il giocata punto bene. Bagnoli, Andrea. Bravo, bravo Andrea. Tutto solo. Bravo Andrea.
alla bocciata Pappacena. La bocciata, tiro, lo prende, porta via pulita. Ed ora Marco Russo va all'accosto con la sua ultima boccia. È giocata bene anche questa. Bravo Marco che rimedia al leggero errore. Un po' lunga, vediamo, sembra regolare. Punto preso. E adesso la boccia del punto è nascosta dalla boccia corta nostra. Secondo me decidono di tirare al terzo punto. Sì, o il volo o il terzo punto, vedi, stanno valutando da che parte, come impostare il lancio, perciò ora anche vediamo. al volo secondo me potrebbero tirare. Sì. Tirare anche al volo, vediamo. Stanno ancora... Terzo punto, decide infatti, per il terzo punto. Decide per il terzo. Pappacena al tiro. Tiro, prende, entra alle tavole la nostra e ora decide per la boccia del punto Coppola. Boccia del punto. Tiro, prende, Tiro, carica il pallino però. Pallino. Ai. Darsi 3 punti. Ha caricato il pallino questo colpo di perciò sfortuna non ci voleva per il Vigasio, che manda il punteggio 7-4 sempre per la formazione del Vigasio Villafranca. Va bene, dai, insomma, prima la fortuna è capitata a noi, adesso a loro, perciò sì. Va bene, insomma. Intanto un aggiornamento della corsia 2, il punteggio è 6-5 per la Fashion Cattle di Treviso. E come visto finora tutta mattina, Treviso decide per l'accosto, la giocata del pallino sulla sponda laterale, sempre intorno circa a metà campo. Buono l'accosto, mi sembra che vada con il pallino adesso Marco. Carica la boccia, il pallino rimane. Prima il punto, Bagnoli andrà, va all'accosto. Vi ricordiamo che saremo in diretta anche sabato prossimo con la prima di campionato Vigasio Villafranca contro Fontespina. Ora all'accosto Bagnoli Andrea, altra ottima boccia. Altra. Pappacena sta decidendo di tira al pallino, dichiarazione al pallino, quindi può tirare di raffa. Pappacena al tiro, pallino, giocata regolare. E rimane, anzi, presi due punti. Presi 2 punti per la Fashion Cattle. Un attimo perché ho il presidente che non so. Bagnoli andrà all'accosto, proprio una bella boccia anche questa. Bagnoli Andrea sta proprio giocando bene in questa giornata, anche se è un incontro amichevole, ma con grinta e tenacia. Pappacena dichiara bocciata del punto.
Vediamo. La bocciata liscia. E sbaglia Liscia. Papacena. Ciao, ora siamo ultima boccia per Coppola. Ultima boccia per Coppola. E possiamo Stanno decidendo, vediamo che giocata sceglieranno. Decidono, la formazione della Fashion Cattle decide di giocare a punto con Coppola, che sembrerebbe corta. Corta la boccia, appunto. corta, E vittoria si classifica del set. la vittoria per 8-4 la bocciofila Vigasio Villafranca. Parziale dei set. Quanto che è ancora? Riprendiamo con la diretta streaming alla corsia numero 2, che ricordiamo le formazioni per la società Monaster Fashion Cattle da Terrio Andiamo. Giuseppe Provenzano Alfredo. mentre Bravo per- Alessandro, bravo Alessandro, bravo Alessandro, scusa Vigato Nicola, Villafranca. bravo Alessandro, prende Orbana Alessandro Ottima con boccia. Fiorini. Abbiamo appena visto un bellissimo tiro di Orbana Alessandro. Provenzano con l'ultima boccia del punto, bersaglio con il secondo. Siamo al tiro, bocciata è regolare, rimane un punto. rimane un punto. Grazie Franco. Provenzano decide di tirare al quarto punto e la prende piena. Niente, rimane un punto per Andiamo, il Vigasio, sei che manda pari. il punteggio di 6 pari. Dai che vinciamo anche questo set. Sei Ci pari. riprendiamo un po' dall'inizio, un po' così. Ricordiamo abbiamo vinto i 2 set con la coppia Bagnoli-Russo. Vi ricordiamo l'appuntamento per sabato prossimo, la diretta streaming del campionato dalle ore 14. Mi raccomando, non mancate e seguiteci se non potete venirci a trovare presso la nostra bocciofila. Nel frattempo, Orbana Alessandro alla costo 40 davanti al pallino. Alla costo ora Dalterio gioca a un ottimo costo, punto preso, siamo ai 22-23 cm del pallino. Dichiarazione di Fiorini, volo secondo del punto. Dichiaro volo secondo del punto, vediamo, potrebbe uscire una buona giocata. Volo secondo del punto, si prepara Fiorini al tiro. Oh, E sbaglia Male, questa male, bocciata, male, va bene, dai. E allora andiamo con la terza boccia alla costo con Urbano Alessandro. Sembra giocata bene, scende un
po', passa, sì, passa, punto preso, bravo Alessandro. E ora Treviso deve decidere. L'arbitro dà alcune informazioni, le due boccia del punto, secondo del punto corpo unico, secondo punto 3 pezzi, e stanno ancora decidendo Provenzano ed Alterio sulla giocata da farsi. Decidono per punto al volo. Punto al volo. Bellissima bocciata da parte di Provenzano. Purtroppo sì, purtroppo una bellissima bocciata. Appunto ora rimane Fiorini Davide al punto. Ora andiamo con l'ultima boccia di Davide. Prende il punto per Vigasio Villafranca. Fiorini Davide. Vediamo la formazione Fashion Cattle, decide ancora. Volo al punto. Provenzano. Volo, boccia del punto. Giocata comunque regolare. Prende, si alza il pallino. Giocata regolare. Dai, prima il punto. Scende un po'. E ora tira perché potrebbe... sì. Boccia del punto se sfianca. Sì, se mezza fa sono partita. 6 e 2-8. Vediamo. La prende, la sfianca. Sì, passa. Bene. 6-2-8. Finisce qui anche l'ultimo set, vinto da Treviso. Si conclude perciò l'incontro. Ora una piccola premiazione. Ed ora facciamo la presentazione delle due squadre e consegniamo un piccolo omaggio per aver partecipato a questo incontro amichevole anteprima di campionato. Come prima. Qua tutti come prima, così facciamo la consegna del trofeo. Se viene il Piero a fare la consegna. Presidente della bocciofila di Vigasio, che ora parlerà, Vigasio Villafranca. Allora, se venite un attimo facciamo... La vogliamo consegnare al presidente del monastero e al suo allenatore. Li ringraziamo per la lezione che ci hanno dato, con la speranza che sia di aiuto per l'inizio del campionato. Tutti qua schierati, aspettate un attimo che facciamo le foto, tutti i giocatori, se venite in campo. Allora, niente, in diretta abbiamo fatto la consegna alla squadra vincitrice per quest'anno, per cui complimenti a Treviso, rimarranno sempre ai nostri amici lo stesso, appena un po' di odio, ma ci sta in queste partite, e sicuramente l'anno prossimo rifaremo. O a Vigasio o a Treviso sicuramente rifaremo, visto che siete una bella compagnia, e ai nostri atleti
sicuramente è stata un antipasto per il sabato che li faremo fuori sicuramente. Grazie a tutti, è stata una bella giornata davvero e buon campionato a Treviso e altrettanto a Vigasio Villafranca. Grazie a tutti, grazie alla regia, bravissimi, ho visto le immagini spettacolari, grazie Andrea, troppo bravo, agli speaker, a tutti i nostri collaboratori, grazie a tutti.